Per la voce dei paesi questa settimana siamo a Taglio di Po. E perché facciamo l'intro più davanti al Po? Perché Taglio di Po, lo dice il nome stesso, da qua nasce il Delta moderno. Andiamo a scoprire questa città, andiamo a sentire il sindaco, le associazioni, i cittadini, come sempre, per la voce dei paesi della voce di Rovigo. Andiamo con Laila Marangoni, sindaco di Taglio di Po, da 3 anni sindaco, ma però personaggio conosciutissimo nella comunità. Lei è stata animatrice di tantissime iniziative. Come sono i cittadini di Taglio di Po? Oddio, sembra una domanda facile, anche se in effetti non lo è, ma diciamo che è un cittadino che partecipa abbastanza agli eventi, parlo degli eventi, e dopo, come in tutti i paesi, come per tutte le cose, ha le sue necessità e di conseguenza viene anche a fare delle richieste strane. Don Damiano, da 7 anni parroco di Taglio di Po, un'impressione di questo paese. Beh, dopo un po' di anni uno un po' insomma comincia a capire, a vedere, dopo i momenti dell'inizio dove ci sono le necessarie valutazioni, direi che è un bel paese dove lo stile di vita, la salute è una cosa buona, dove c'è la possibilità di costruire delle relazioni. Credo sia come gli altri paesi del Delta, che non conosco tantissimo, ma ho avuto la fortuna di poter girare di qua e di là, come dire, dopo un'iniziale forse corazza che bisogna un po' bucare per entrare, poi tutto sommato, ma come è giusto che sia, nel senso che poi le cose più belle, le cose più importanti le portiamo dentro di noi, uno prima di esporsi magari ti lascia un po' di tempo per capire se ne vale la pena oppure no. E questa è una caratteristica del tagliolese, di essere un pochino sospettoso, o l'ha riscontrato anche in altri paesi? Oh beh, questo non lo so, ma credo che sia un po' in generale il clima culturale in cui viviamo oggi, prima di esporsi, prima di fidarsi, prima di dire qualcosa, credo un po', anche dopo l'esperienza del Covid, siamo un po' tutti provati da questa cosa, per cui credo sia un clima abbastanza generale in cui c'è un po' di diffidenza iniziale, poi si costruisce una buona relazione. Virginia, tu hai un locale più in centro a Taglio di Po. Come Sì. tagliolesi? I tagliolesi sono il number one, vengono solo dopo quelli di Catiepolo. Ah sì? Sì. Nata qua, quindi Certo. hai una conoscenza del paese importante. Com'è Taglio di Po? Ma diciamo è un paese che si sta bene, in posizione strategica. Io sono contenta e fiera del mio paese natio. Non lo cambieresti per esempio con Portoviro? No, assolutamente, mi piace qua. La domanda era questa. Lo confermo. Com'è il rapporto tra Taglio di Po e Portoviro, che sono i nostri competitor? Vabbè, tutto il mondo è paese ormai, sicché l'importante è stare bene con se stessi. Taglio di Po, una definizione secca. Anche parole. È lui che sa. È lui che sa. E qualcuno diceva, e ha proposto già da molto tempo, di fare un comune unico con Ariano e Corbola. Lei cosa ne pensa? Ma io onestamente, se questo porta dei vantaggi, perché in effetti i vantaggi non ce ne sono molti, se rimaniamo così singoli, io sono abbastanza favorevole alla cosa. È un tentativo che è stato fatto con il sindaco Marco Ferro, dopo si è congelato e non è stato portato avanti, perciò se può esserci una ripresa, ben venga. Ma si è congelato per qualche attrito tra voi sindaci? Almeno No, perlomeno... perché noi praticamente come amministrazione siamo decaduti, è subentrata un'altra amministrazione e l'intento non era quello di portare avanti questo progetto. Paolo Greggio, presidente Auser Taglio di Po, cosa fa l'Auser a Taglio di Po? Noi siamo un'associazione di volontari che si occupa di aiutare delle persone che si trovano in un particolare stato di debolezza, quindi non riescono ad affrontare la possibilità di curarsi, quindi noi ci siamo attivati per trasportarli, per creare questo servizio di trasporto ai luoghi di cura. Siamo anche fortunati che abbiamo con il comune di Taglio di Po, che è uno dei pochi in provincia di Rovigo, che ci aiuta con una convenzione a fornire questo servizio. Quindi noi abbiamo intercettato questa necessità. L'Auser è una delle più grandi associazioni d'Italia, sono quasi 2000 circoli presenti in tutti i comuni, quasi 2000 circoli presenti in Italia, quindi è una delle più grandi associazioni di volontariato. Noi specificatamente di Taglio di Po siamo un circolo giovane,
è molto operativo, abbiamo 200 iscritti associati che ci sostengono con il loro contributo, serviamo qualcosa come 150 utenti e percorriamo ogni anno 45-50 mila chilometri, servendo più di 700 viaggi effettuati. Quindi direi una realtà molto importante, molto attiva sul territorio. Cittadini rappresentativi di Taglio di Po, Fiorenzo e Giancarlo. Fiorenzo, com'è Taglio di Po? È un paese normale, tranquillo, beato. C'è qualche cosa che andrebbe messo da parte, ma è impossibile. E non ti vuoi sbilanciare in questo momento? Non posso bilanciarmi. L'abitante di Taglio di Po, se tu dovessi dare un aggettivo, quale sarebbe? Al massimo 5. Ah sì? Sì. Un voto basso? Sì, un voto basso, sì. Ahia. Perché? Perché c'è i suoi problemi. Memoria storica del paese, il barbiere Fiorigi. Com'è Taglio di Po? Taglio di Po intanto è molto altruista, molto cortese e un po' egoista, diciamo, anche nello stesso tempo. Marco Rusa, direttore del coro Voci del Delta, un coro tra i più celebrati, tra l'altro nella città della musica. Cosa vuol dire essere direttore di questo coro nella città della musica di Taglio di Po? Allora, è un bel impegno intanto, perché il coro c'è da 46 anni e quindi da 46 anni ininterrottamente, insomma, fa questa attività di ricerca e riproposta dei canti del nostro delta, del nostro territorio, quindi è un impegno importante soprattutto per non solo la riscoperta ma proprio il mantenimento di una cultura che sennò andrebbe persa. È un impegno grosso, importante, perché Taglio di Po è la città della musica e quindi noi cerchiamo di dare nel nostro piccolo, io sono direttore da 15 anni del coro, il nostro contributo essendo presenti il più possibile, insomma, nelle manifestazioni in paese e portando e esportando la nostra cultura anche fuori dai confini del nostro territorio. Ecco, un suo collega diceva sarebbe giusto fare una macro area con tutti i comuni del Delta, i 7 comuni, avere un peso specifico importante di 55.000 abitanti. Potrebbe essere una prospettiva questo in un futuro prossimo o vede difficile questo progetto? Potrebbe essere un bel progetto, però secondo me non siamo pronti. Però non siamo pronti neppure a rimanere così come siamo, perciò per crescere dobbiamo guardare oltre. Noi siamo il sud del Veneto, perciò molte volte siamo anche molto dimenticati, anche da chi sta sopra di noi, parlo politicamente, parlo in generale, e forse mettendoci insieme qualche prospettiva in più potremmo averla. Presidente Roberto, presidente della Proloco di Taglio di Po, lei tra l'altro è una memoria storica da una parte, ma un personaggio delle Proloco nazionali, essendo stato segretario. L'occasione è per chiedere Taglio di Po com'è dal suo punto di vista. Fare attività da volontario è sempre stato uno sport complicato e complesso, oggi ancora più aggravato da balzelli di carattere burocratico per rispettare norme di sicurezza, norme europee, norme di qua, norme di là, che si traducono inevitabilmente in costi aggiuntivi. Però la voglia di spendersi per le proprie comunità è una voglia che ancora attraversa l'intero territorio nazionale e Taglio di Po non fa eccezione. Pur nella complessità la Proloco di Taglio di Po ha cercato e cerca di fare una serie di iniziative articolate nell'anno che possono consentire comunione, vicinanza, condivisione e uscire da quell'isolamento che un po' la società attuale ci sta portando, in cui il divano abbiamo scoperto che non è solo un soprammobile, ma è un utensile molto utilizzato. Ecco, in controtendenza la vostra Proloco ha molti giovani. Seguendo tutti i vari paesi, tutti dicono non c'è ricambio generazionale, però voi, almeno visto che siete in periodo di fiera, vediamo negli stand, nell'enogastronomia, tantissimi giovani. Come avete fatto? Beh, siamo stati fortunati su questo, siamo riusciti in particolare per l'allestimento dello stand gastronomico a essere trasversali, coinvolgendo le famiglie, e le famiglie a loro volta hanno coinvolto i loro figli o nipoti addirittura. Questo è sicuramente un aspetto molto positivo che induce a essere ottimisti che da lì escano fuori i dirigenti di un domani neanche molto lontano. Che valenza ha il Po e come domina il cittadino di Taglio di Po questo grande fiume, secondo lei?
Oddio, le direi la paura che ci fa, perché in effetti il Po dovrebbe esserci molto amico e anche per tutto quello che ci regala per la sua struttura, però in effetti noi lo viviamo anche con timore, perché quando ci sono, non so, piogge rilevanti oppure dei tempi un po', la prima cosa che dice Spring è Portegna. È vero. Il 16 settembre è l'anniversario del taglio di Portoviro. Lei, tra l'altro, è stata la prima a ricordarlo e in questo momento purtroppo è l'unica, nel senso che gli altri comuni non celebrano questa importante opera idraulica. Io credo molto in questo evento che, ripeto, c'è stato nel 1604, dove hanno lavorato più di 2000 scariolanti che non avevano le strutture che oggi sarebbero possibili, perciò vanghe, cariole, hanno dovuto affrontare condizioni atmosferiche disastrose. Anche un omaggio a loro penso che serva e che dobbiamo, noi che abbiamo una certa età, tramandarlo anche ai più giovani. Ecco, l'oratorio è sempre stato un punto di riferimento per i nostri paesi. E a Taglio di Po l'oratorio come funziona? L'oratorio funziona fortunatamente assieme a dei volontari e una coordinatrice che praticamente quotidianamente lo aprono durante il periodo ordinario, quindi con le scuole al pomeriggio, in questo periodo anche al mattino. Adesso con il mese di luglio concluderemo l'animazione estiva, quindi c'è la possibilità di stare un po' insieme, c'è l'associazione Noi che coordina anche un po', che permette anche di vivere certe esperienze insieme e poi si vive, si gioca, si sta assieme, le attività belle dell'oratorio. Allora, visto che Taglio di Po ha la fortuna di avere un oratorio che funziona, sì. Quanto manca a livello italiano l'oratorio classico degli anni 60-70, fucina di talenti, fucina di sportivi, ma non solo, un punto di aggregazione sano e pulito? Ma credo che dopo la grande abbondanza e il boom economico degli anni 80, l'esperienza dell'oratorio per mille motivi è andata un po' scemando e quindi credo che anche a livello nazionale italiano le cose come dire, si sono ridotte molto. Oggi un po' perché c'è il desiderio di ritornare ad alcune certezze, ma anche perché si è, come dire, rivalutata quell'esperienza, manca fortemente nei nostri territori questa realtà, nel senso che c'è a livello magari ancora di base, forse un po' marginale, potrebbe essere sicuramente un grande ambito su cui lavorare e su cui anche far crescere le comunità cristiane. E non solo, ma anche tutte le comunità, perché poi quando i ragazzi, gli adulti e le persone stanno bene assieme, proprio mentre si gioca a pallone, mentre si è liberi dai 1000 problemi, dai 1000 impicci della vita, in cui si può anche creare, costruire, avere progetti per il nostro bel territorio che è il Delta del Po. Grazie Don. Una Romea che è sempre più intasata, che lo sviluppo della Romea commerciale che è ancora in stand-by, la Transpolesana che non è arrivata fino ad Adria. Questo ha inciso tantissimo sullo sviluppo di questo territorio? Sicuramente ha inciso, perché la viabilità è fondamentale. Raggiungere, noi non abbiamo stazioni, non abbiamo ferrovie, non abbiamo altri modi per poter arrivare se non le 4 ruote. E 4 ruote tante volte costano, nel senso sia dello spostamento, per carità, delle macchine, quelle per carità, ma anche i mezzi pesanti, tutto ha un costo per arrivare. Però siamo sempre fiduciosi che le cose cambino. Ecco, premettendo che lei è una delle persone più ottimiste che io conosco. Penso che l'ottimismo sia sempre bene metterlo davanti, altrimenti se non rincorriamo qualcosa siamo persi anche noi. Extracomunitari, com'è la situazione a Taglio di Po? Diciamo che ce ne sono. Diciamo che al momento sono tranquilli, chi c'è è con la famiglia e di conseguenza sono in pianta stabile, hanno la loro casa, i loro figli che frequentano, non ci stanno creando assolutamente problemi. Davide è imprenditore a Taglio di Po, lei viene da un altro paese, perché ha deciso di investire a Taglio di Po? Buongiorno a tutti, ho investito a Taglio di Po perché ho avuto la lungimiranza di questa location che mi sembrava bellissima sulla piazza tagliolese. Ecco, Taglio di Po è un paese che spende? Taglio di Po è un paese di consumatori perché alla fine c'è un bel circuito lavorativo, soprattutto una bella zona industriale, le associazioni, il comune si danno da fare per quanto riguarda
di sostenere la popolazione e quant'altro, insomma. Quindi è soddisfatto dell'investimento che ha fatto? Io francamente sono soddisfatto. Fra 10 anni lei come vede Taglio di Po? Spero sicuramente migliore di adesso in molte cose. Io prima hai detto che sono un ottimista, io guardo tanto avanti, ho nella mia mente molti progetti, non so se riuscirò a soddisfarli tutti nel pratico, però insomma se non altro uno sforzo tutti i giorni lo stiamo facendo. Puntata finita, che dire, Taglio di Po ci è piaciuto, come ci sono piaciuti fino adesso tutti i paesi che abbiamo incontrato. Se noi cittadini del Polesine credessimo un po' di più sulle potenzialità, su questi territori che sono straordinari, potremmo diventare una grandissima provincia a fiore all'occhiello non solo del Veneto ma anche a livello nazionale. Detto questo, da Dallo Mangi è tutto. Ciao ciao!